Ma mi ha copiato, no, la battuta, io sarò capolista in tutte le liste per Forza Italia e Luca sarà capolista per la Lega, anche lui in tutte le liste. Ma intanto è una bella sfida, però ritengo anche che la Lega abbia fatto bene, oggettivamente. Alleati sì, ma di fatto rivali. Flavio Tosi è pronto al duello con Luca Zaia, una sfida nella sfida, calcolando che i rapporti tra i due non sono mai stati idilliaci. Si naviga per il centrodestra, ma si rema ognuno per il proprio partito. Forza Italia vuole incidere e lo vuole fare con i numeri. La giunta la si costruisce sulla base dei risultati elettorali. Chiaro che c'è una richiesta precisa, avanzata dal nostro segretario nazionale, nonché vice premier, che è il mio leader Antonio Tajani, che ha chiesto di poter esprimere nella figura di Flavio Tosi il futuro assessore alla sanità. Ma anche questo lo vedi dopo. Il principio base è sempre lo stesso. In campagna elettorale nessuno è amico e le stoccate possono arrivare in qualsiasi momento. Così il meloniano Marco Della Pietra commenta quanto accaduto sul palco leghista del Palageox. Sarebbe grave se la Lega non parlasse di autonomia, quindi bene che se ne parli. Certo è che magari adesso la prima autonomia che ci sarebbe anche da prendere magari è quella da parte di Stefani da Zaia. Tranchant il centrosinistra con Giovanni Manildo. Il Veneto deve voltare pagina. Al Palageox, fa intendere l'avvocato, c'era il passato. Il Veneto del futuro deve essere in discontinuità con gli ultimi 30 anni e gli ultimi 15 anni del governo di centrodestra. Sento dire che i temi più importanti sono sanità, sociale, ambiente, giovani, proprio i temi su cui noi abbiamo posto l'attenzione e la Lega negli ultimi 15 anni non ha fatto nulla, anzi ha creato il problema e non ha affrontato determinate criticità. Penso che sia arrivato il momento di scegliere e la scelta sarà sicuramente per la discontinuità.